A riscaldare la tiepida estate iesolana ci pensano loro le bellezze in gara a Miss Italia. Le aspiranti reginette, 191 per questa prima fase di prefinali, sono arrivate al Pala Arex per aprire il lungo programma del concorso. Per il secondo anno consecutivo la kermesse di bellezza arriva a Jesolo con grandi aspettative dal primo cittadino Valerio Zoggia. Questo è l'anno in cui mi aspetto tanto da Miss Italia, mi aspetto tanto per Jesolo prima di tutto perché ovviamente per la nostra città vengono questi eventi per la nostra località che fanno parlare di Jesolo in tutta Italia. 11 le Miss Venete in gara, capofila Miss Veneto la trevigiana Sara Nervo, che alla vigilia dell'avvio ufficiale del concorso non nasconde l'emozione. Mi sto preparando psicologicamente, specialmente, perché è una cosa nuovissima per me, non avevo mai fatto niente prima d'ora e quindi sì, psicologicamente piano piano ci sto lavorando, ecco. Jesolo non farà solo da sfondo a Miss Italia, ma verrà coinvolta con un concorso nel concorso che vede protagonisti i negozi della città e accompagnando le bellezze in gara che stasera avranno già il loro primo contatto con cittadini e turisti nella sfilata tra Piazza Milano e Piazza Torino. Molte le novità per l'edizione 2014 a partire dall'età delle reginette alzata ai 30 anni, senza dimenticare la possibilità per le ragazze nate in Italia da genitori stranieri di partecipare al concorso che, spiega Patrizia Mirigliani, assorbe quelli che sono gli input della società, per questo non esclude la patron di poter aprire le porte del concorso anche ai transessuali. Se in futuro noi vedremo che c'è bisogno di aprire a queste ragazze, lo faremo, ma non è una cosa che avverrà a breve. Da domani 6 giurati saranno già al lavoro per scegliere tra le 191 ragazze 60 Miss che andranno avanti nel concorso e tra queste solo 24 accederanno alla finalissima del 14 settembre. Per tutte un consiglio di Giulia Arena, la Miss Italia uscente, la prima incoronata a Jesolo. E soprattutto di puntare sulla propria diversità. Le ragazze belle sono tantissime, come è ovvio che sia, perché sono le prescelte in qualche modo selezionate, quindi è bene puntare su quello che di diverso c'è fra le varie ragazze.